Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati. Ringraziamo della sua presenza Franco Piacentini, che è presidente dell'Auser. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Dedicheremo anche, tanto in apertura io direi, quanto in chiusura, 2 parole all'Auser Veneto, proprio per sottolineare quali servizi fornisce. Parlavamo prima fuori onda dell'Università della Terza Età, della possibilità di dare tante opportunità alle persone che sono in pensione, che magari non sanno anche come occupare il proprio tempo libero, ed effettivamente sono esse stesse delle risorse per la società e delle opportunità molto interessanti che possono essere veramente delle strategie per riempire il proprio tempo, per stare anche insieme ad altri, per confrontarsi, per crescere e anche, perché no, entrare a far parte di un'organizzazione, perché è una cosa altrettanto interessante. Lo spunto comunque della trasmissione odierna, ai noi, viene dalla quotidianità, dall'attualità. Da un lato abbiamo pensioni, allarme e povertà per le nuove generazioni, e questa è una cosa che fa abbastanza tremare. Boeri, presidente dell'INPS, dice che per i 35enni di oggi gli assegni saranno tagliati anche del 25%, per cui immaginiamo che cosa arriviamo, saranno i poveri del domani, e non solo 35enni, sembra anche chi ha qualche anno in più. E dall'altra c'è un problema sempre sulle pensioni che è irrisolto. Dalla riforma Fornero, che ha combinato letteralmente disastri, nulla di fatto, perché si pensava che con la legge di stabilità qualcosa forse si sarebbe rivisto, però non è stato così. E voi puntate sempre l'accento, anche come Auser, su questi aspetti che sono di matrice sociale, c'è poco da dire, anche culturale però. Allora, prima di cominciare su questo tema che è caldo, anche quello dei giovani, perché comunque voi siete molto attenti ai giovani, ricordiamo cosa fa Auser Veneto e le varie sedi, come si possono trovare, così diamo la risposta a chi ci aveva scritto. Sì, allora, l'Auser è un'associazione che fa attività di volontariato e svolge anche attività di promozione sociale e si rivolge con le proprie azioni di sussidiarietà alle persone, diciamo, quelle che sono in difficoltà. Penso agli anziani soli, alle persone con handicap, alle persone non autosufficienti. Quando dico con handicap includiamo tutte le fasce di età, non è soltanto rivolto agli anziani. Poi svolgiamo quelle attività invece, come ricordava prima lei, diciamo più legata alla cultura, che vuol dire università popolare, vuol dire i circoli culturali, che vuol dire sostanzialmente tenere sempre in movimento, diciamo, la nostra mente, diciamo così, ecco, che non deve mai invecchiare. Non a caso parliamo di invecchiamento attivo e anche di un'attività di formazione costante, famosa formazione, diciamo, non formale, che significa di tutte le età, le persone che hanno voglia, ecco, di mantenere sempre, diciamo così, la propria mente aggiornata, il proprio pensiero, diciamo, sempre vivo. Noi diamo queste opportunità. Si possono rivolgere in tutte le nostre sedi. Noi abbiamo le sedi capofila provinciali che sono appunto nelle città capoluogo. È sufficiente, diciamo così, telefonare o recarsi, poi si può fare anche una passeggiata. Poi abbiamo comunque i nostri recapiti all'interno dei servizi sociali dei comuni. Perché dei comuni? Perché abbiamo rapporti di collaborazione, abbiamo progetti, per esempio, che aiutano le persone proprio nel trasporto e nell'accompagnamento, che vuol dire portarli a fare le visite mediche, fare i prelievi, fare le visite, diciamo, periodiche che hanno bisogno, e abbiamo anche la possibilità, insomma, ecco, di fare comprendere cos'è il volontariato e la promozione sociale, e se qualcuno ha del tempo libero e ha una disponibilità, ovviamente lo accogliamo, come si dice, a braccia aperte, perché ne abbiamo bisogno veramente in questo periodo, soprattutto di crisi e di difficoltà, di avere volontari e volontarie. C'è un problema legato, diciamo, non è un problema legato solo agli uomini, noi ci rivolgiamo anche alle signore che e non necessariamente, non stiamo parlando di persone che devono fare delle fatiche fisiche, perché molti anziani, stiamo con qualcosa di comunicazione. Poi per noi volontariato significa anche 1 minuto al giorno, cioè non è che noi chiediamo ore, in base alle loro disponibilità, alle loro capacità, alla loro voglia, quindi non c'è nessun obbligo, nessun vincolo. La persona può dire: io dedico, non so, 1 settimana al mese, va benissimo, io dedico 1 ora al giorno, va benissimo. Abbiamo bisogno di tutte queste risorse perché aiutano altre persone in difficoltà, e soprattutto abbiamo questa opportunità, ecco, di essere in rete con gli enti locali, con i comuni, con le USL, con le case di riposo, appunto perché anche questi enti hanno bisogno di avere questo rapporto di sussidiarietà con il mondo del volontariato. Ecco, per quel che riguarda le iniziative invece della cultura, siete operative, organizzate, diceva, anche degli incontri, oltre che l'Università della Terza Età? Annualmente c'è proprio un programma, la chiamiamo appunto Università Popolare, c'è proprio un percorso di attività accademica, che significa corsi di agricoltura, corsi di uso del computer, corsi di apprendimento delle lingue, approfondimenti, diciamo, sulle tematiche più generali, corsi sulla prevenzione alle malattie e alle patologie,
come si utilizza un farmaco, per esempio, stili di vita. Cioè abbiamo questa varietà, ecco, di materie e i nostri docenti, per esempio, sono ex insegnanti, ex presidi, che danno la loro disponibilità in questo mondo del volontariato e ci aiutano molto. Quindi sono persone qualificate? Quindi ci sono persone qualificate che conoscono bene la materia, però a volte ci avvaliamo anche dei studenti neolaureati o laureandi. Perché? Perché abbiamo fatto questa scelta ormai da parecchi anni di questo rapporto intergenerazionale. Quindi noi chiediamo agli studenti, magari neolaureati oppure laureandi, di fare le loro lezioni, magari sulla materia che stanno studiando. Fanno storia per esempio, benissimo, fai una lezione sulla storia e di conseguenza vengono volentieri. Insomma, sono anche molto felici perché incontrano, diciamo, questi nonni e queste nonne che sono molto attenti a queste cose e si instaura questo rapporto appunto intergenerazionale. Che è estremamente interessante. Sì, poi ci sono delle uscite anche culturali, nel senso che si programmano visite a musei, a mostre, si organizzano ovviamente col trasporto con il pullman, sempre organizzato dall'Auser, quindi ci sono parecchie opportunità. Sostanzialmente vogliamo fare uscire dalla solitudine le persone anziane, questo è il punto fondamentale, e vogliamo aiutare chi non può uscire da casa, che vuol dire appunto l'accompagnamento protetto, la spesa a domicilio, i farmaci a domicilio, i pasti a domicilio, e vuol dire anche la famosa telefonata amica, perché noi periodicamente chiamiamo le persone per sapere come stanno, anche per avere questo rapporto dialettico appunto tra il volontario che telefona alla persona che magari è a casa da sola. Certo, no, questo è importantissimo tra l'altro. Cerchiamo di dare il minimo, ecco, di umanizzazione a questa vita di queste persone che molto spesso sono ghettizzate e abbandonate. Io dico anche con qualche responsabilità delle istituzioni, ma anche con qualche responsabilità delle famiglie. Perché magari le famiglie sono prese da 1000 problemi e molto spesso l'anziano diventa anche per loro un problema, come si da gestire. Magari sei un anziano non autosufficiente, qui non voglio fare una critica ovviamente ai familiari, però ripeto, i familiari molte volte si trovano anche loro da soli, perché le istituzioni dovrebbero aiutare di più. Tra l'altro qua ci colleghiamo al tema che anche vogliamo affrontare quest'oggi, in una società che purtroppo perché per noi è un costo, spinge sempre più i giovani ad andare all'estero se vogliono trovare una via d'uscita, soprattutto giovani che sono costati tantissimi soldi alla famiglia per farli studiare eccetera, poi devono andare all'estero. È ovvio che si creeranno sempre più anziani di un domani che saranno soli ineluttabilmente, perché non è possibile, se un figlio si stabilisce poi in un altro paese dove comunque si crea una propria vita, non può essere vicino alla famiglia, o comunque adesso devi inseguire il lavoro, non è poi, più e il poi lavoro come diceva lei casa. all'inizio, non ci danno certezze in prospettiva, perché se io non ho la certezza che domani posso avere un reddito da pensione, un reddito dignitoso, è chiaro che scappo via, come si dice, cerco su altri lidi la possibilità di avere un reddito sufficiente per mantenermi e soprattutto per dare la possibilità ai miei familiari di vivere dignitosamente, e questo è il punto. Assolutamente. Io voglio chiedere un'altra cosa, commentare un attimo, abbiamo visto la slide, filo d'argento, sì. 899 59 88, sì. Segnatevelo, filo d'argento, che cos'è? È un numero molto importante. Un numero verde nazionale, che però ovviamente poi viene declinato nelle strutture territoriali, regionali, provinciali e dei nostri circoli, che le persone che hanno bisogno di aiuto, mettiamola così, in senso questo termine che vuol dire lanciare il famoso SOS, avere bisogno magari appunto di un servizio di prestazione, diciamo così, di accompagnamento, di pasti a domicilio, le cose che prima ho cercato di riepilogare, fa quel numero e da lì si programma l'attività appunto di aiuto alla persona, quindi è un numero che potete chiamare in qualsiasi ora del giorno. Oltre a quel numero poi ci sono tutti i numeri, ma chiamando quel numero poi chi risponde gli dà un'altra serie di altri numeri che sono quelli diretti, tutti i numeri. Quel numero serve anche appunto a quella cosa che dicevo prima della famosa telefonata amica. Se uno ha bisogno, perché si sente solo, ha bisogno di sentire una voce amica, chiama quel numero e c'è chi dà questa, diciamo, possibilità di dialogare con questa persona disponibile a sentire, ascoltare e soprattutto dare consigli. Ecco, che la cosa è fondamentale, uno non sa magari come muoversi, un consiglio. Ovviamente ricordiamo che quello è un numero gratuito, chi telefona non paga anche nulla. Questo non si paga nulla. No, non si paga nulla, gratuito. quindi è giusto ricordarlo per evitare magari quanti scatti devo pagare poi nella mia bolletta. No, non si paga nulla, questo numero che è a carico dell'Auser, quindi praticamente è un costo a carico della nostra struttura, proprio perché solidarietà vuol dire questo, vuol dire far pagare chi ha bisogno, cioè facciamo carico noi attraverso, diciamo, quelle raccolta fondi che periodicamente facciamo, chiedendo ovviamente la generosità delle persone. Assolutamente, no, questo è molto importante, ne parleremo anche al termine della trasmissione per coloro che magari non hanno avuto modo di
sintonizzarsi ora e arriviamo alle due questioni abbastanza pesanti. Alla nota dolente si può dire. Come? Alla nota dolente. Alla nota dolente. Lei ha fatto tra l'altro un intervento sulle pensioni, il governo non ha avviato il dialogo con le parti sociali e questo continua a rimanere un vostro cruccio. Sì, io partirei da quello che lei prima anticipava, cioè il presidente dell'INPS che ormai da un po' di tempo è protagonista della vicenda previdenziale italiana. Credo che sia giusto che un presidente di un istituto così importante e complesso e complicato come l'INPS debba esprimere le proprie posizioni, le proprie opinioni e anche dare alcuni indirizzi. Quello che manca è proprio la politica intesa che è il governo che è chiamato a legiferare. Il presidente dell'INPS ha un ruolo di governance dell'istituto, certo, quindi di conseguenza lui può collaborare, può affiancare il governo, ma è il governo che deve decidere. Cioè questa la notizia è abbastanza anche allarmante. Sì, però perché sinceramente lei ne è buona testimone, ne abbiamo parlato più volte, che sinceramente il presidente dell'INPS, mi permetta la battuta, scopre un po' l'acqua calda, perché tutti eravamo e siamo consapevoli che con il passaggio dal sistema cosiddetto retributivo al sistema contributivo, quelli sono gli effetti. Però il presidente dell'INPS omette una cosa importantissima, che se fosse vero che una persona dopo 35 anni o 40 anni di attività avesse quel trattamento pensionistico, che lì si parla di circa 1.200 euro al mese, ovviamente siamo sempre sul lordo, sarebbe un risultato molto importante. Però il punto è che con il sistema occupazionale che abbiamo noi oggi è impossibile che una persona possa raggiungere anche quel tetto minimo lì di retribuzione pensionistica, perché per avere quel risultato lì io devo avere almeno 35-40 anni di lavoro a tempo indeterminato. Se ho per esempio un rapporto di lavoro a part-time, se ho un rapporto di lavoro parziale, se sono stagionale, se vengo retribuito con i voucher, quella lì è utopia. Quindi lo studio va bene per focalizzare le criticità e poi però sarebbe auspicabile che il governo intervenisse per superare quelle criticità lì. Però se a monte non ci sono le famose politiche attive del lavoro, inevitabilmente quelli saranno i nuovi poveri. Tra l'altro effettivamente si è sempre detto, adesso poi emerge ancora di più, che il lavoro a intervalli, no? Causa dei buchi pazzeschi, poi quando uno ha una retribuzione anche part-time di 600 euro, cioè non arriva a sommare, ma sembra quasi assurdo, perché ho capito che bisogna sanare deficit eccetera, però questi saranno una piaga domani. Cioè immediatamente, una piaga sociale pazzesca, con dei costi sociali che diventano insostenibili. Non è meglio lavorare in previsione di questo? Cioè sembra che chi veramente ci governa non gli interessi niente, perché non è una questione che lo riguarda, che riguarda tutti coloro che sono comunque nella compagine decisionale governativa i gradini sottostanti, senza guardare quello che sta più in là, la persona, ma anche non dico il figlio stesso perché per carità magari hanno già provveduto, però persone che possono stare vicine, che sono giovani, che hanno 30 anni, che hanno tanta voglia di fare, ma che non potranno mai a un certo punto diventare anziani. Mica alla fine, ho capito che la conferenza sul clima è emersa in modo allarmante con dei dati pazzeschi, però magari non c'è la fine del mondo di qua a qualche anno, quindi... No, ma in effetti quello che io mi permetto di rimproverare al governo è che non ha questa disponibilità, questa voglia, di mettere su un tavolo tutte le parti interessate, che non sono solo i sindacati, ma sono anche i rappresentanti del mondo imprenditoriale, ovviamente anche quella parte dell'economia e della produzione che deve essere coinvolta, per dare una risposta positiva a queste criticità, perché giustamente sembrano tanti 35-40 anni, ma è domani, non è che sia molto un tempo lunghissimo che abbiamo di fronte. Allora se tu non intervieni oggi, soprattutto per stabilire che tipo di processi, programmi soprattutto sull'occupazione per la stabilità e la garanzia di un reddito dignitoso, inevitabilmente quella famosa paracadute sociale che è appunto il sistema previdenziale, per questi giovani, per questi ragazzi e ragazze non c'è nulla di prospettiva, quindi la famosa fuga che prima lei diceva si andrà a aumentare, perché giustamente diventerà quasi doveroso farla. Perché e poi l'altro aspetto è che il governo, invece di incentivare per esempio la famosa previdenza complementare contrattuale, ha creato un modo di fiscalizzazione pesantissimo in cui le persone interessate a questo versamento volontario per una pensione complementare non entrano in quel percorso lì, non entrano in quell'ora di daily, perché se noi abbiamo un sistema oggi misto, come si suol dire, tra
il sistema previdenziale pubblico, che è quello adesso a livello così chiamato a contributivo, ma se non affianco anche un sistema, diciamo, previdenziale complementare, che è quello previsto dai contratti e che è riconosciuto anche da norme di legge e anche sorretto da norme di legge, è chiaro che non do quelle certezze che il stesso Presidente, diciamo, dell'INPS indica, perché soltanto il mix previdenza pubblica e sistema complementare mi potrà permettere, ecco, di avere almeno quel risultato lì, di questo, certo, chiamiamolo 25% in meno rispetto a un sistema cosiddetto retributivo. Tra l'altro c'è un altro problema che è sempre sottolineato, che qua si dice comunque presupposto che andranno in pensione a più di 75 anni, da 75 questo in su. è l'altro problema. Che è un'altra cosa che viene da sorridere, tra l'altro, sì, ma se una persona, come è immaginabile purtroppo, a 70 anni perde il lavoro, e la mettiamo a 70 anni, sì. Cioè, può essere perché per varie ragioni potrebbe succedere, se no anche a 65, che lavoro trova? Uno ipotizziamo a 65-70 anni per arrivare ai 75, cioè diventa ridicolo. Sono livelli dal mio punto di vista inaccettabili quando si parla di 75 anni di età. È una cosa inconcepibile da un punto di vista proprio fisico, umano. E poi, ma anche per molti mentale, perché comunque cambia completamente. Sì, 75 anni è un'età veramente... Uno magari muore anche prima, e questa è una grande speculazione poco carina. Però c'è poi tutto questo ragionamento del famoso turnover, no? Esatto. L'anziano che lascia il posto al giovane, ma ripeto, a 75 anni diventa difficile che si possa verificare un turnover per aprire le porte delle aziende, degli uffici, delle attività lavorative o di servizio ai giovani. Quindi sono delle prospettive veramente preoccupanti, molto preoccupanti. E quello che appunto che ripeto è inaccettabile è questo silenzio, diciamo, dalla parte della politica, insomma. Ecco, però l'altra cosa molto preoccupante è che i contributi previdenziali ammontano al 33%, per cui i dipendenti sono quelli che pagano in assoluto di più. La più alta nella media OCSE, cioè una cosa spaventosa. Quindi su quel versante non si può andare a toccare, perché se tocchi quel versante lì a questo punto diventa... No, assolutamente no, ormai siamo già arrivati a un livello molto, molto forte, perché è vero che è il 33%, ma tenga presente che 2/3 sono a carico dell'impresa. Cioè il costo del lavoro per l'impresa è molto pesante, quindi anche per questo molte volte c'è, diciamo, un freno, diciamo così, sul versante occupazionale. Dovremmo dare maggiori incentivi alle imprese appunto per aprire queste opportunità ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. Il 33% secondo me è un tetto ormai che non si può superare, insomma deve rimanere quello. Al limite ci potrà essere qualche punto in percentuale più sul versante del lavoro autonomo, ma anche lì siamo circa ormai al 22%. Chiarissimo. Quindi siamo a livelli molto forti, molto pesanti, diciamo anche per un'attività artigianale. Pagare quasi il 22% sulla previdenza, quasi insostenibile. Più poi aggiungi tutta l'altra parte della tassazione, vuol dire che tu praticamente, come succede molto spesso anche nel mondo del lavoro dipendente, diciamo, all'erario e alla previdenza diamo quasi il nostro 50% di retribuzione o di reddito aziendale. Assolutamente. Allora, continuiamo a parlare di questo e anche quelle che potrebbero essere, secondo voi, delle possibili soluzioni, se ci sono. Poi ci agganciamo anche al discorso della legge Fornero e tutti i disastri che sono avvenuti, subito dopo la pubblicità.